Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Screenshot. L'inizio della scuola si avvicina, a metà settembre tutti i nostri studenti torneranno in classe, lo faranno anche gli insegnanti e il personale del mondo della scuola, i quali però dovranno essere muniti di Green Pass. È scattato dal 1° settembre, infatti, l'obbligo di avere il certificato verde da parte appunto del personale della scuola dal 1° settembre, quindi proprio da ieri questa introduzione che ha in un certo senso anche complicato la vita dei dirigenti scolastici, anche se sul fronte della sicurezza è un fattore sicuramente fondamentale. Di questo e di molto altro, guardando appunto all'inizio della scuola, parleremo questa sera con Teresa Tassanviol, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia. Allora, buonasera professoressa, e cominciamo a dire insomma come è andato questo inizio e come vi cambierà la vita il Green Pass a scuola. Allora, dal 1° settembre è scattato per norma di legge l'obbligo di verifica del Green Pass, un obbligo a cui tutti i colleghi dirigenti si sottopongono senza ombra di dubbio. Insomma, tutte le persone che fanno parte del personale scolastico che entrano a scuola devono essere rigorosamente controllate. I dirigenti hanno dato tutte le disposizioni per organizzare questo controllo secondo quello che è stato dettato e dalla norma e dalle circolari applicative che sono venute dal Ministero dell'Istruzione. Nel primo periodo, prima che inizino le lezioni, quindi con gli studenti in classe, il tema riguarda soprattutto il personale ATA, diciamo, che è in servizio e che quindi deve avere le caratteristiche che sono richieste. In questi giorni stiamo registrando con una certa preoccupazione che il fenomeno del personale non ancora in regola, è forse più consistente di quello che avremmo immaginato quando la percentuale che veniva indicata a livello statistico per il Friuli Venezia Giulia dava un 100% di personale scolastico vaccinato. Ecco, così non è. Gli ultimi dati forniti dall'assessorato regionale ci dicono che insomma c'è circa un 5-6%, però i colleghi stanno registrando proprio in questi giorni che anche a livello delle segreterie scolastiche i problemi non mancano, perché segnalo che ci sono addirittura delle segreterie che sono totalmente sprovviste di personale, un po' per il problema endemico della mancanza di DSGA e di personale che viene nominato poi con un po' di ritardo, ma poi soprattutto perché sono parecchi i componenti ATA che in questo momento io spero utilizzino questo periodo per mettersi in regola col vaccino. Allora, le possibili ricadute le possiamo immaginare, sperando che queste persone, anche se è difficile, possano convincersi all'ultimo momento. Intanto fioccano le richieste di congedi e di aspettative. Ecco, anche questo quanto vi preoccupa? Ma lì dobbiamo distinguere tra le persone che sono, chiamiamole così, irriducibili, quindi ideologicamente molto convinte della loro posizione Novax, e sono persone, immagino, che non avranno nessuna intenzione di regolarizzarsi, quindi queste comunque sappiamo per certezza, per certo, che non possono entrare a scuola, quindi o si mettono a casa per conto loro con le aspettative senza stipendio, oppure nel momento in cui si presentassero a scuola e l'app famosa registra il codice rosso, non possono entrare, devono essere rinviate, sospese dal servizio con tutte le conseguenze. Io penso che ci sia anche una quota di persone che non fanno parte, diciamo così, di questo gruppo, ma che siano quelli un po' più incerti, un po' più indecisi, che magari avevano rinviato la decisione del vaccino attendendo tempi migliori, ma che non sono ideologicamente contrari, diciamo, e quindi utilizzeranno, spero, mi auguro, auspico e consiglio di utilizzare questi giorni per accelerare la procedura della prenotazione del vaccino e gestiranno questo primissimo periodo in attesa, insomma, dell'appuntamento, magari ricorrendo ai tamponi che sono previsti e danno l'accesso, diciamo così, alla regolarità del Green Pass. Infatti proprio da martedì è stato liberalizzato l'accesso alle vaccinazioni da parte della Regione senza l'appuntamento, proprio per favorire, perché ricordiamo anche l'università è stata coinvolta nello stesso iter, diciamo, anche lì si accede soltanto con il Green Pass. Certo, la procedura riguarda tra l'altro anche gli studenti
studenti universitari in questo caso, gli studenti invece delle scuole statali sia di primo che nemmeno di secondo ciclo sono tenuti all'obbligo vaccinale, anche se io approfitto di questa opportunità che mi date, che Telefriuli mi dà, per rinnovare il mio invito anche ai ragazzi a tener conto e approfittare di questa opportunità che la scienza per fortuna ha messo a disposizione del nostro diritto alla salute, che diventa anche un diritto allo studio. Dobbiamo parlare anche dei controlli. In una prima fase di fatto le scuole si sono dovute arrangiare in attesa poi che con il 16 settembre, insomma in quella settimana lì, parta questa super piattaforma che vi dia la possibilità. Ecco, per il momento qual è la situazione? I dirigenti si sono tutti attrezzati per far rispettare la legge, per rispettare loro stessi la legge, quindi in ogni plesso scolastico che sarà aperto alla partecipazione, all'attività insomma di personale, tutti saranno verificati attraverso questa app che facilmente insomma diciamo è un impegno aggiuntivo rispetto a tutti quelli che ci sono, che ha anche il rischio, diciamo così, di creare qualche ingombro aggiuntivo, ma come sempre quello che la legge prevede noi faremo in modo scrupoloso. Ecco, a chi viene demandato questo controllo? Ma ci sono dei dirigenti che sicuramente con i primissimi giorni faranno anche personalmente nella sede principale, anche per dare l'esempio, intendo dire. Sappiamo che in campo educativo l'esempio è sempre un'arma potente, e poi potrà essere delegato ad altro personale, sia docenti che si rendano disponibili, magari i referenti Covid delle singole scuole o i referenti di plesso, o anche i collaboratori scolastici lo potranno eseguire facilmente attraverso un incarico ad hoc. Ma insomma, al di là di tutto, che anno scolastico si aspetta? Diciamo che quest'anno, grazie anche al vaccino, si dovrebbe iniziare in presenza, terminare in presenza, magari abbandonando la didattica a distanza come l'abbiamo conosciuta. Che cosa ne pensa? Sì, noi sappiamo che anche queste misure sono state prese nell'interesse degli studenti, nell'interesse della scuola, non devono essere vissute come un aggravio semplicemente, anche se di fatto lo sono, però sono prese per garantire, quello che dicevo, il diritto alla salute di tutti e soprattutto il diritto allo studio degli studenti, ed è per questo che è un compito aggiuntivo che faremo volentieri. Quindi io mi aspetto che anche attraverso queste misure, diciamo così, sia consentito alla scuola di funzionare pienamente, ai ragazzi di essere in presenza e di poter partecipare alle lezioni con tutto il loro contributo, e che quindi ci possiamo avviare con più tranquillità ad un anno insomma fecondo di tanti risultati, di tanti obiettivi, nell'interesse degli alunni come sempre. L'abbiamo visto con i medici, perché giustamente questo anche per legge devono dare l'esempio, diciamo, della vaccinazione. Questo vale anche per gli insegnanti, tutto naturalmente il mondo della scuola, ma l'insegnante in particolare, che deve dare l'esempio, in questo caso ha un ruolo ulteriore. Sì, perché ha un ruolo di dimostrare che per primo appunto aderisce alla disposizione che vale per tutti, e può anche svolgere un compito educativo nella classe con gli studenti. Naturalmente parlo degli studenti che sono dai 12 anni in su, in particolare per quelli della scuola superiore, perché gli insegnanti possono contribuire a spiegare bene le ragioni anche scientifiche dell'opportunità del vaccino. Ecco, su questo fronte che cosa dire agli insegnanti invece Novax, quelli che stanno anche manifestando per questo? Abbiamo visto raccolte di firme, insomma c'è un movimento abbastanza consistente di fatto. Sì, la cosa devo dire che mi lascia molto perplessa, molto sgomenta e anche molto amareggiata per l'idea di scuola che ho io, per l'idea di educazione che ho io. Vedere che gente di scuola assume queste posizioni mi fa male. Secondo lei, cambiamo argomento adesso e cominciamo a parlare anche di trasporti, perché è un nodo importante anche quello. La Regione ha detto che ci sono 370 corse in più, insomma si sta attivando su questo fronte, ecco, un nodo fondamentale. O rivedremo di nuovo i turni dei ragazzi, gli scaglioni? No, mi pare che ai tavoli dei prefetti e regione abbiano già deciso che, tranne in pochi casi, comunque con il consenso delle scuole stesse, non ci saranno turni
giorni scaglionati perché le misure che Regione e tavoli prefettizi assumono in questi giorni sono tali per cui è consentito alle scuole di funzionare in turno unico. Questo è un grande vantaggio, è un obiettivo che i dirigenti scolastici hanno chiesto a gran voce. Sappiamo che per i trasporti è stata autorizzata, diciamo così, una capienza dell'80%, speriamo che sia rispettata, ecco, che ci sia anche la possibilità di controlli anche da questo punto di vista, che ci siano tutte le corse aggiuntive che servono per far viaggiare i ragazzi in sicurezza. Quindi tutti al 100% in presenza in teoria con l'inizio della scuola? Sì, questo è l'obiettivo su cui tanti a tutti i livelli hanno lavorato e io veramente mi auguro di cuore che possa essere centrato e che duri per tutto l'anno scolastico che va ad incominciare. Grazie alla professoressa Teresa Tassanviol, ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi con lei torniamo a parlare del mondo della scuola. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, parliamo del mondo della scuola e lo facciamo in compagnia di Teresa Tassanviol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Tocchiamo ora un tema che è sempre stato spinoso anche in tempo pre-Covid, che è quello degli organici e delle supplenze. Che cosa pensa possa succedere adesso anche alla luce di queste graduatorie che sicuramente non tengono conto di vaccinati e non vaccinati? In fatto di nomine, diciamo che quest'anno comunque c'è stato un passo avanti rispetto ai tempi tradizionalmente previsti, per cui molte nomine sia di ruolo sia con le supplenze annuali si stanno facendo con una tempistica che è insomma un po' più urgente rispetto a quelle degli anni passati, quindi gli organici saranno in larga misura coperti, diciamo, per l'inizio delle elezioni sicuramente, ma quest'anno ci capita un altro problema, perché nel momento in cui magari gli organici sono al completo ci capita di dover sostituire il personale che non è regolare dal punto di vista della verifica del Green Pass. Quello è un problema che non dovrà essere sottovalutato, vedremo in quali forme si manifesterà. Ci sono già in questi giorni alcuni docenti e anche non docenti che stanno presentando richieste di congedo, vuoi di malattia, vuoi di 104, vuoi permesso sindacale, vuoi aspettativa, per anticipare un po' i tempi e non farsi, come dire, buttare fuori la mattina stessa del controllo. Se le domande di congedo sono poste in modo anticipato, si potrà ricorrere alla normale procedura di nomina dei supplenti. Un po' più complicato sarà nominare velocemente i supplenti per quelle persone che saranno individuate la mattina stessa come non regolari. Lì c'è ancora un po' di incertezza anche dal punto di vista normativo e delle direttive. Insomma, noi ci attendiamo dal Ministero delle direttive un po' più chiare, perché quando si parla per esempio di sostituire un docente dopo il quinto giorno è una misura che non sta in piedi, perché immagini se un docente di scuola dell'infanzia la mattina si presenta alla verifica, risulta non regolare, cioè è chiaro che la sezione dell'infanzia deve essere coperta immediatamente, non potremo aspettare i 5 giorni, quindi qualche disservizio di questo tipo è da mettere in conto e ancora una volta auspico che le persone abbiano un grande senso di responsabilità e tengano conto dell'interesse di bambini e di ragazzi a scuola. Senso di responsabilità che i ragazzi hanno dimostrato in buona parte, perché la percentuale dei vaccinati under 18 diciamo è molto buona. Che messaggio hanno dato loro alle famiglie e che messaggio dare alle famiglie, insomma, dove ci sono genitori parecchio indecisi ancora? Come spesso succede, gli alunni insegnano anche ai docenti e questo è un caso, anche se devo dire, perché è chiaro che le minoranze fanno sempre molto rumore e rischiano di attrarre l'attenzione anche esagerata. Io ricordo sempre che una grandissima maggioranza del personale della scuola in Friuli Venezia Giulia si è vaccinato per tempo e si è presentato regolare all'inizio delle attività del nuovo anno scolastico. Quindi intanto dobbiamo sempre partire da questa premessa e dare onore a quelli che si
si sono comportati in modo responsabile, ecco, per cui non vorrei nemmeno che fosse data troppa attenzione a questa minoranza rumorosa, che in fondo è quello che cerca, diciamo. Da questo punto di vista i ragazzi sono meravigliosi, sempre, e anche in questo caso lo hanno confermato, per cui hanno ancora anche loro un po' di strada da fare, anche loro possono ancora convincere compagni che non si sono ancora sottoposti al vaccino a farlo in modo veloce, nel loro interesse, perché anche se sono vaccinati i ragazzi, anche in caso di contagio nella classe, i vaccinati potrebbero addirittura o ridurre la quarantena o addirittura, se tutta la classe è vaccinata, fare scuola in presenza. Quindi è proprio nel loro interesse fare questa cosa e dare una lezione anche agli adulti che sono ancora riottosi. Infatti, quali sono poi le misure che scatteranno nel momento in cui si troverà una positività o di un insegnante, che in questo caso giocoforza dovrà per forza essere vaccinato, o di uno studente? Ecco, quali sono le indicazioni che sono state date? Questo è un tema, diciamo, ancora aperto in agenda. Molti colleghi hanno anche sollecitato delle disposizioni precise da parte delle aziende sanitarie, che in questo momento, a suo tempo, diciamo nell'estate, avevano chiuso il collegamento con le scuole, quel collegamento aperto via mail o via telefono, e deve essere prontamente riaperto, e ci vuole in questo periodo, noi lo abbiamo chiesto come scuola, che ci sia un'interlocuzione con le aziende, sia per avere appunto una procedura corretta, un protocollo per gestire questa casistica, e sia anche perché le scuole, per esempio, hanno bisogno di sapere quali sono i medici che sono autorizzati, per esempio, a rilasciare le esenzioni per il personale che non può essere vaccinato, perché non chiunque medico, non qualsiasi medico può rilasciare questa certificazione, ma noi a scuola non sappiamo chi è autorizzato e chi no, quindi c'è anche questo problema da chiarire. Come ricordava, ci sono anche insegnanti o personale del mondo della scuola che non può essere vaccinato per motivi di salute, quindi di questo bisogna tenere conto anche a loro tutela. Certamente, certamente. Questi sono anche i casi in cui magari queste persone hanno diritto di entrare a scuola senza Green Pass, quindi anche senza tampone, non solo senza vaccino, però penso che sia nell'interesse loro e anche nell'interesse della comunità scolastica, per esempio, sottoporre ogni tanto, anche a spese della scuola, queste persone, tutte le persone fragili, anche vaccinate ma fragili, ogni tanto ad uno screening. Ecco, il tema dello screening a scuola è un tema importante che noi intendiamo porre all'attenzione. Insomma, secondo me i tracciamenti, gli screening veloci periodici sia di ragazzi che di personale scolastico potrebbero dare un grande contributo alla salute di tutti, alla sicurezza di tutti. Sul fronte delle vaccinazioni, lei sarebbe favorevole anche per l'introduzione della possibilità di vaccinare anche i bambini sotto i 12 anni, o pensa che possa andare già bene così? Ma penso che questo non sia il mio mestiere, diciamo, di dare indicazioni da questo punto di vista. Questo è veramente un campo che lascio a chi ha questa competenza medica, sanitaria e scientifica, quindi non mi sento di auspicare questa cosa se insomma, la scienza deciderà, come mi pare si stia pronunciando peraltro in questi giorni, sull'opportunità del vaccino. Io per la vaccinazione sono favorevole, sono sicuramente, come la mia associazione, l'Associazione Nazionale Presidi, ha sempre auspicato l'obbligo vaccinale per il personale della scuola. Io personalmente sono per l'obbligo vaccinale a tutta la popolazione, perché questa pandemia ha segnato profondamente la nostra vita in questi mesi, e poter disporre di un'arma che contrasta questa epidemia credo che sia, insomma, nell'interesse di tutti. Ci siamo passati storicamente decenni e decenni fa attraverso storie simili, dobbiamo saper apprendere dalla storia le lezioni che abbiamo avuto. Torniamo ora a nominare la didattica a distanza, uno strumento con il quale nell'anno passato abbiamo dovuto spesso fare i conti. Lei peraltro ha avuto anche parole positive per questo metodo di insegnamento. Insomma, con le vaccinazioni la possiamo mandare definitivamente in pensione, o sarà uno strumento utile comunque per accompagnare la normale attività didattica degli insegnanti? Allora, magari la didattica a distanza la possiamo mandare momentaneamente, diciamo, in vacanza. Quello che non deve essere mandata in vacanza è la didattica digitale, quindi l'innovazione tecnologica, l'innovazione digitale, che si può fare tranquillamente, chiaramente anche in presenza.
Ecco, come ogni inizio anno ci sono state anche delle nuove assegnazioni, nuovi dirigenti scolastici o dirigenti scolastici che sono stati spostati da un istituto all'altro, ecco, qualcuno è andato in pensione, un po' di rinnovamento, insomma, sono cose normali a inizio anno che però insomma servono. Sì, salutiamo sempre con grande favore l'immissione in ruolo e quindi in servizio di colleghi nuovi che vengono dall'ultima tornata concorsuale, sono 12 nella nostra regione, quest'anno diamo loro un grandissimo benvenuto e anche la garanzia che insomma potremo essere di supporto alle loro eventuali difficoltà o comunque insomma la nuova professione che li aspetta. Alcuni colleghi storici hanno raggiunto il meritato traguardo della pensione e come lei ha detto, quando c'è anche un rinnovamento è sempre un'opportunità per la scuola, l'esperienza dei vecchi è comunque a disposizione anche dei nuovi. Ecco, sul fronte invece risorse che arrivano dallo Stato, non avevamo toccato questo argomento, il Covid ha portato qualcosa in più, ecco, da questo punto di vista le scuole sono un pochino più attrezzate anche dal punto di vista delle strutture. Sì, bisogna ammettere senza riserva che lo Stato non è stato tirchio, diciamo così, avaro, ha distribuito un contingente di risorse molto, molto significativo. Qualche volta le scuole hanno addirittura delle difficoltà, diciamo, a spendere bene perché abbiamo chiara la responsabilità che non ci devono essere sprechi, però per attrezzare dal punto di vista degli strumenti, dei sussidi, le scuole, le risorse ci sono e le scuole hanno provveduto in tutti questi mesi, c'è stata un'ulteriore distribuzione di risorse anche in questi giorni per far fronte alle nuove necessità, sempre ai fini di mettere in sicurezza, diciamo così, ambienti, spazi e tempi della scuola, anche se naturalmente queste risorse non possono essere utilizzate dalle scuole per, diciamo così, grandi rinnovi di struttura, perché non è nella disponibilità dei dirigenti questa cosa. Io penso che le risorse del PNRR debbano essere ben pianificate per un profondo rinnovamento anche degli edifici, delle scuole. Ecco, lì conto molto che Draghi insomma ci pensi bene a questa cosa perché è un'opportunità storica per rinnovare anche il patrimonio edilizio delle scuole che ne ha bisogno. Allora, grazie molte a Teresa Tassanviol, Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, per essere stata con noi, per averci dato una mano a cercare di orientarci su quello che accadrà da qui all'inizio della scuola fissata per metà settembre. Questa puntata di Screenshot termina qui, grazie per essere stati con noi, rimanete in compagnia dei programmi di Telefriuli. Arrivederci.